2 ali di folla, striscioni, occhi lucidi. Sul sagrato di San Zeno arriva il feretro di Osvaldo Bagnoli. Per l'addio all'allenatore che guidò il Verona allo scudetto, tifosi e campioni di allora tornano a incontrarsi. La commozione è doppia perché il ricordo va all'uomo e a quell'incredibile avventura e l'applauso nasce spontaneo dal cuore quando sulla scalinata si radunano i simboli del sogno giallo-blu: Galderisi, Di Gennaro, Elchiar, Fanna, Capitan Tricella e gli altri. Il feretro entra in chiesa seguito dai familiari, ci sono istituzioni, il calcio di allora e di oggi. Qualche istante prima che il rito inizi, sulla bara viene posata la sciarpa del Verona campione d'Italia. La parola di Dio non parla di stadi, di vittorie o sconfitte, dice Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Verona, che celebra i funerali, ma di amore donato e ricevuto. Senza accorgersene, senza dirlo neppure a se stesso, Osvaldo è diventato non solo il padre dei suoi ragazzi, ma anche quello di una intera città. Il matrimonio con Rosanna, le figlie Francesca e Monica, da calciatore ad allenatore, sempre rimanendo umile in quella sua perfetta aderenza alla terra, ma con lo sguardo proiettato in avanti. E concludo con una celebre frase di Osvaldo: se cercate i ladri, sono di là. Sì. Così dicendo, Osvaldo indicava ironicamente lo spogliatoio della squadra avversaria, di cui non faremo il nome. La sua ironia asciutta si accendeva di colpo per il calcio, sempre in nome di quel senso di giustizia che aveva dentro. Camillo e Tina, i suoi nipoti, raccontano di quel nonno semplice, riservato e premuroso. Della sua carriera da allenatore, quando a cena o a pranzo in famiglia lo si portava faticosamente sull'argomento, diceva che la cosa più importante non era il talento, ma l'impegno. È commovente vedere così tante persone che si uniscono nel ricordo e nella celebrazione della vita di un uomo semplice e straordinario, umile e speciale, comune ed unico. Le parole per salutare Bagnoli, Capitan Tricella se le è scritte su un foglietto. Lei ci ha migliorato e guidato con saggezza per anni, con il buon senso di un padre, cosa rara da trovare in questi tempi. Ed eccoci qui, ancora tutti insieme per l'ultimo saluto, con il cuore pesante, ma con lo stesso spirito giovane di allora, perché, anche se diventati grandi, ci sentiamo sempre i suoi ragazzi. Sono quei ragazzi del 1985 che accompagnano sul sagrato il feretro tra gli applausi della piazza. Viene suonato il silenzio, infine tocca ai tifosi salutare a modo loro il loro mister.